Grazie al nostro servizio, dove avevamo denunciato una situazione di degrado presso il sottopasso di Viale delle Fosse a Bassano, l'amministrazione comunale ha deciso di intervenire e l'assessore Andrea Zonta ha risposto alle nostre domande. Stiamo parlando di un sottopasso che è un po' datato. Sicuramente in questa zona, quel che voi vedete, c'è una presa d'aria, probabilmente c'è un qualche problema di infiltrazione e l'infiltrazione danneggia il cartongesso interno. Speriamo che non sia una questione di coibentazione sotto il manto stradale, perché altrimenti il problema diventerebbe un po' più complicato e dovremmo cercare altre soluzioni. Purtroppo in qualsiasi costruzione, quando ci sono aperture che vanno verso l'esterno, con gli anni chiaramente le tenute si allentano. Il nostro dubbio però rimane sulla possibilità che qualcuno abbia contribuito a staccare i pezzi del cartongesso e che la motivazione dello sfaldamento non sia stato solo dovuto ad un'infiltrazione. Molto probabilmente c'è stata un'infiltrazione che l'ha in qualche modo un po' rovinato, poi sicuramente qualche ben pensante, come sempre, ha pensato che visto che era un po' rotto lo si poteva scassare del tutto. Ma quindi la domanda sorge spontanea: sono funzionanti le telecamere nel sottopasso? Le telecamere che sono alle mie spalle funzionano, bisognerebbe probabilmente che cambiassimo le telecamere interne, perché sono datate, mettendo di quelle che lavorano a 360 gradi in modo tale che si possa vedere tutto il sottopasso.